Messa Celestiniano. Fallo del numero 15 Luca Marella, primo fallo. Messa Celestiniano. Gioviniano, 14 secondi per terminare l'azione. Gabriele Mainardi, primo fallo. Rimessa Cordon de Nos. Andrea Cistao. Di giusto time out chiedono la panchina di Cordonos, sul punteggio di interamente 2 ATC Cervignano 9.
Dopo qualche prova di trasmissione siamo in diretta su BH TV FVG Sport Channel. Benvenuti, ben ritrovati con la pallacanestro regionale. Siamo alla Tisana per la prima semifinale della Coppa Regione FVG di Serie C Silver. In campo, in maglia bianca, la Tres Intermec Cordenons, in maglia blu la ABC Credi Friuli Cervignano. Il punteggio, dopo che si sono giocati 3 minuti e mezzo nel primo quarto, vede Cervignano avanti 9-2. Resta tale il punteggio sulla tripla sbagliata da Meroi, anzi Mainardi, numero 15. In attacco la Tres Cordenons con il tiro del numero 8 Pezzuti dai 6,75, tiro fuori misura, rimessa per la ABC Cervignano. Stiamo cercando di risolvere anche qualche problema di trasmissione, dal momento che il maltempo che imperversa sulla bassa ci ha costretto a un lavoro extra per sistemare l'attrezzatura, per regalarvi in diretta la prima semifinale. Ha sistemato la mano invece Jacopo Di Just, che è andato a realizzare il tiro da 3 che spedisce il team cervignanese a più 10 sul 2-12, 5 minuti e 31 secondi al termine del primo quarto. In lunetta per 2 tiri liberi c'è Petar Damjanovic, numero 7 della Intermec Cordenons di coach Beretta, mentre sulla panchina della BC Cervignano siede Thomas Miani. Interessante questa sfida, che già qualcuno a livello mediatico dipinge come una sorta di duello tra il berrettismo, vale a dire lo stile di gioco, impostazione delle partite di coach Andrea Beretta, opposto al mianismo, che altri non è se non lo stile di gioco e di interpretazione della pallacanestro da parte di Thomas Miani. Direi che se il buongiorno si vede dal mattino, la Credi Friuli Cervignano può facilmente gestire questa situazione, questa sfida. Al tiro da 3 punti di Tossut risponde dall'altra parte Pivetta. Veloce transizione offensiva cervignanese, ruota bene la palla, si arriva al tiro di Cestaro dai 6,75, a rimbalzo difensivo non controlla Luca Marella e quindi rimessa in zona d'attacco per Cervignano. Alto cambio per Beretta, che manda in campo il numero 12 Fabro al posto di Marella. Più interno Marella, più esterno nell'interpretazione del ruolo di lungo Simone Fabro. Campo per Cervignano anche il numero 18 Rivoli al posto di Meroi. Nelle fila della Credi Friuli, in panchina per onor di firma Mainardi e Aloisio. Più o meno informazione tipo invece la formazione di Cordenons, che adesso non taglia fuori Cestaro, che arriva dal lato debole a rimbalzo offensivo, subisce fallo di Oye, numero 19 di Cordenons. Con una rimessa all'attacco in extra possesso per Cervignano, che segna con Cestaro. Un'altra tripla. 18-6 il punteggio, più 12 per la Credi Friuli, che adesso però subisce il canestro di Damjanovic col tassamento che resta in funzione, perché il fallo di Cestaro manda in un'età per il tiro libero aggiuntivo Damjanovic, esce Cestaro, entra il numero 10 Musta, con Music in campo più o meno lo stesso ruolo, che se Music è più playmaker di Cestaro. Nel frattempo Oye a rimbalzo offensivo ha realizzato il canestro del meno 8.
ci riprova ancora Cervignano, sbaglia da quest'altra parte Tossut. Adesso con Oye e Fabro a rimbalzo difensivo l'Interme che si fa più solida, non che Marella fosse meno esperto in materia, ma probabilmente serve un po' di dinamismo, proprio quello che sta assicurando Oye. Segna il suo quarto punto consecutivo. Just, bene Fabro in difesa e la palla è per Cordenons. Just si è incartapecorito sul palleggio dopo che si è accorto che la finta di tiro non aveva tratto in inganno il difensore. È entrato anche Mezzaroba, capitano della Intermec, al posto di Pezzutti. Eccolo Mezzaroba, subito impegnato al tiro da fuori. Adesso però tirano con più sicurezza, con più fiducia gli esterni di Beretta, perché sanno che Oye è entrato subito in partita e quindi anche a rimbalzo offensivo il numero 19 in bianco è un fattore, con un tiro sbagliato, e con questo possesso può definitivamente tornare in partita la squadra di Beretta. Sbaglia Fabio da 3 punti a rimbalzo difensivo, ancora con Oye nella zona delle operazioni. Il possesso è per Cervignano. 2:43 al termine del primo quarto, più 4 e palla in mano per Cervignano. Tanto sta diluviando davvero fuori dal Palasport, a voler essere del tutto precisi sta piovendo anche dentro, perché purtroppo l'impianto di via Bottari alla Tisana ormai da tempo sta soffrendo un po' le pene della mancata manutenzione. Chiaramente non voglio addossare responsabilità a nessuno, però un impianto di questo tipo con i secchi dell'acqua sul Cordenons 18 Cervignano. C'è il time out di coach Miani. Salutiamo per la Intermec Cordenons, uscito numero 19 Oye, è stato in campo il numero 6 Giancarlo Cantoni. Riprende il gioco nel primo periodo alla Tisana, la prima semifinale della Final Four di Coppa Regione della FIP FVG per Serie C Silver. 18 per Cervignano in attacco, 16 per Cordenons in difesa. Luis, ex di turno, sbaglia il jump dai 6,75, veloce la transizione offensiva per Cordenons. Fabro non si accorge, o meglio vede all'ultimo momento il passaggio di Mezzaroba, poi ottimo l'assist che manda a segno Piani. Chissà perché ho detto Music, l'ho definito Luis l'ex di turno. Perdo colpi anche io, infatti non vedo l'ora che arrivi l'ultimo dell'anno per andare a riposare un pochettino. Vi stiamo davvero regalando di ogni a livello mediatico: basket, rugby, ciclismo, box, calcio, salto in alto, anche perché ieri mattina eravamo in diretta dal CONI Point di Udine per la presentazione del
Memorial Udin Jump Development, una riunione a fine gennaio che porterà al Pala Indoor di Ovidio Bernes di Paderno il meglio del salto in alto internazionale a livello indoor. Stasera la Tisana, saremo di nuovo in diretta domani sera sempre qui da via Bottari per la finalissima tra la vincente di questa prima semifinale che vede in campo Coldenons e Cervignano, e anche la vincente della seconda semifinale con in campo padrone di casa e il Michelaccio San Daniele. Pesta la linea laterale Meroi. Questa è la linea laterale rimessa Coldenons. Mezza roba. Fatto anche Cantoni. Questo è Pezzuti che va al jump dopo lo step back. 2 punti di pregevole fattura per il bomber cordenonese. Music non ha linea di passaggio efficace, allora cambia gioco. È entrato anche Aloisio che era dato in panchina per puro non di firma, invece Miani l'ha buttato dentro. Già in questo primo quarto polveri bagnate dopo un avvio scoppiettante per Cervignano, e adesso sul 20 pari a 35 secondi dalla fine del primo quarto Coldenons ha l'opportunità con questo possesso di passare anche in vantaggio dopo essere stata sotto di 12. Fabro palleggia esponendo la boccia alle leve di Tossut che prova il furto senza riuscirci. 6 secondi nell'azione d'attacco coldenonese. Mezzaroba deve accelerare le operazioni di tiro. Pezzuti da 3 punti. Pezzuti, canestro senza ritmo, ma la butta dentro Pezzuti, allora è addirittura più 3 Coldenons, 23-20 il punteggio. Si è bloccata la Credifido di Cervignano, che adesso prova a reagire con un tiro forzatissimo da parte di Tossut, e allora il primo quarto va in archivio sul punteggio di Coldenons 23, Cervignano 20. Secondo periodo al Palasport di via Bottari, in quel di Latisana, la prima semifinale della Coppa FIP FVG per Serie C Silver. In campo la Intermec Coldenons in maglia bianca contro la ABC Credifido Cervignano in maglia blu. 23-20 il punteggio dopo i primi 10 minuti. Music imposta a lui l'azione offensiva per i boys di Thomas Miani. End off con Tossut nell'angolo, dall'angolo parte l'1 contro 1 che porta al tiro Aloisio, tiro fuori
misura, anzi la Meroi, il numero 16, scusate. Cervignano che è in campo con Piani, Tossut, Meroi, Musig e il numero 17. Sì, era Aloisio, era proprio Aloisio. Mentre Pezzuti è un altro segno dall'altra parte. Pezzuti scatenato, Aloisio che c'è in shoot, segna il tiro da 3 punti che tampona un po' l'emorragia in casa cervignanese. Dopo un ottimo inizio, Cervignano adesso ritrova la via del canestro. 26-23, possesso in zona d'attacco per Golden Horse. Con il numero 5 Alberto Piani, esce con il numero 7 Riccardo Tossut, in campo con il numero 8 Jacopo Di Giusto, con il numero 15 Gabriele Mainardi. Per Cervignano in campo Di Giusto e Mainardi. Fabro tenta l'1 contro 1 sul passo all'incrocio. C'è il fallo di Mainardi, secondo fallo per lui, rimessa in zona d'attacco per Golden Horse. Cambio Golden Horse, esce con il numero 4 Brunetta. Intanto esce Brunetta, è diventato Damjanovic, spedito sul parquet da coach Beretta. Pezzuti dritto per dritto, poi trova la vallata oscurata, passa la boccia a Fabro che infila la Berta dai 6,75 per il più 6, massimo vantaggio cordenonese. 29-26, 8 minuti e 32 secondi al termine del secondo periodo. Insiste in palleggio Mainardi, c'è il fallo il fallo del numero 19 Oye. Intanto esce Mezzaroba, al posto del quale rientra il numero 12 De Santi, numero 13. Secondo fallo. E messa in zona d'attacco per Cervignano. 29-23, più 6 per chi difende. Meroi. Non c'è il post up per Di Giusto, allora si gioca con linee esterne. Jacopo sale per smistare la boccia, step back dai 6,5 metri, sbagliato da Mainardi. Damjanovic, Pezzuti, Oye subisce il fallo di Aloisio. 17 Lorenzo Aloisio, primo fallo, cambio Cervignano, esce il numero 10. Altro cambio per Cervignano, esce Musig e rientra Cestalo. Sempre possesso in zona d'attacco per l'Intermec. 13 secondi per andare al tiro a disposizione dei giocatori di Beretta. Pezzuti vuole Oye sotto canestro, Oye commette l'errore di palleggiare, anche se poi ha la determinazione necessaria per Lorenzo Aloisio guadagnarsi il fallo di Aloisio. Poi un po' di trash talking tra i due, esce proprio Aloisio, rientra in campo Rivoli nelle fila della formazione di Thomas Miani. Umè, un fattore. Un fattore questo Edward Oye. Da quando è entrato la Intermec ha cambiato marcia, ha dato solidità sotto i tabelloni, sta segnando anche con continuità ai tiri liberi. Più 8 Intermec, 31-23, 7 minuti e 55 secondi al termine del secondo periodo. Ora qui alla Tisana, per chi conosce il Palasport di via Bottari sa che c'è anche la stramba situazione per cui il tabellone centrale non segnala il tempo di gioco, bisogna affidarsi ai tabelloni laterali.
però se vuoi vedere la situazione falli e anche il punteggio la puoi vedere dal tabellone centrale, e per chi è in parterre non ci sono problemi, per chi come noi è invece sulla piccionaia ci sono le bandiere lasciate lì da Franco Terenzani ancora ai tempi dell'Europeo Under 15, l'Europeo Under 20 2015. Franchina, io andrei a recuperare queste bandiere anche perché ostruiscono la visuale al povero telecronista. Vi segnalo anche che la bandiera della Slovacchia è contraria, cioè messa appesa in maniera non corretta. Dal 2015 è rimasta lì, contraria. Per chi volesse lamentarsi della posizione della bandiera slovacca, citofonare Franco Terenzani. 6 minuti 55 secondi al termine del secondo quarto, sul più 8 per Cordenons, 31-23 c'è il time out di Thomas Miani. Al termine del secondo quarto di gioco di questa prima semifinale, la Coppa Regione FVG 2019-2020 di serie C Silver. Entregando informazioni, rimessa ABC Cervignano. Ricomincia il match dopo il time out, in attacco la ABC Cervignano deve recuperare 8 lunghezze sul 31-23 rispetto all'Intermec Cordenons, che dopo un avvio complicato adesso sta Fallo del numero 7. tenendo in mano le redini del match. Primo fallo intanto di Damjanovic, che è in campo con Pezzuti, Fabbro, De Santi e Oye nelle fila dei padroni di casa. Tanto Rivoli in qualche modo smanaccia la boccia, ma il possesso è per Cordenons. De Santi, Fabbro ribalta al lato, Damjanovic al quarto di campo libero per giocare 1 contro 1 con Cestaro, arriva al tapping Fabbro, ma credo che non ce ne sia bisogno perché palla comunque preso quel visualizzazione di passi di Cestaro a cui è sfuggito il perno, scivolato. Alto cambio per Miani, esce Mainardi, in campo il numero 7 In campo il numero 7. Tossut. Riccardo Tossut. Fasi non limpide di gioco, alla fine il fallo di Pezzuti ai danni di Just, che non si scompone, incassa il colpo e si presenta a lunetta con i tiri liberi. Primo fallo, cambio Cordenons, esce con il numero 12 Simone Fabbro. Entra in campo il numero 15 Luca Marella. Rientrato anche Marella nelle fila dell'Intermec al posto di Fabbro. Di Just sbaglia la prima personale a sua disposizione. Jacopo Di Giussi. De Santi si spazia rispetto al difensore e sbaglia, a rimbalzo c'è non tagliato fuori Marella che subisce il fallo di Cestaro, credo sia il terzo fallo di Cestaro se ho contato bene. Sì, quindi corre immediatamente ai ripari Miani rimandando
in campo il numero 5 Piani. Andrea Cestaro. Entra in campo con il numero 5 Alberto Piani. 5 minuti e 36 secondi al termine del secondo periodo. Più 10 palle in mano per Cordenons. Oh yeah! Dancing in the paint con un ottimo giro dorsale semigancio sinistro, ne mette 2 di pregevole fattura. Più 12 e palle in mano per l'Intermec, che peraltro adesso sta anche prendendosi una sonora rivincita quantomeno morale su quello che è successo nell'ultimo fine settimana, quando ha disputato probabilmente una delle peggiori partite della stagione proprio al cospetto della Credivilu Cervignano, che vinse in quella circostanza in campionato. 38-23 più 15. Rivoli riesce a trovare un paio di punti. Pezzotti ancora, oh yeah. Scarica per De Santi e anche lui ha la mano particolarmente torrida per il più 16 per più 16 Cordenons ai danni di una Cervignano piuttosto suonata in questa frangente dell'incontro. Bel passo e tiro di Miani, poi di Juster recupera il rimbalzo d'attacco. Su deve accelerare perché stanno scadendo i 24 secondi e Tossut senza ritmo riesce a segnare una tripla in faccia a un Oye che nella circostanza non è parso proprio del tutto irreprensibile in difesa. De Santi rimane vicinissimo Meroi e allora si arriva a Marella, che in qualche modo di esperienza con terzo tempo e appoggio al primo ferro dopo spinta con la spalla segna il 43-28. Just fa una virata dal lato sbagliato, in agguato i difensori dell'Intermec, che poi recuperano palla con Damjanovic andando a subire il fallo nella transizione offensiva. 2 tiri liberi per Damjanovic, il fallo è di Meroi. Dalla panchina Thomas Miani, no, il fallo è del Tossut invece, secondo fallo per lui, cerca di farsi sentire dalla panchina Thomas Miani. Tanto per Cordenons è rientrato il numero eccolo lì, il numero 6 Cantoni. È entrato in campo il numero 6 Giancarlo Cantoni. Minuti 23 secondi al termine del secondo periodo. Esce Meroi, al suo posto in campo Mainardi. 2 tiri liberi per Damjanovic, ha esaurito il bonus Cervignano, ha ancora un fallo da spendere prima di fare altrettanto Cordenons che torna a più 16 sul 44-28, che diventa 45-28 e il più 17 è il massimo vantaggio aggiornato da parte di Cordenons. Allora, nei primi 4 minuti solo Cervignano in campo. Dall'ingresso di Oye, insomma qualche frangente dopo, cambia di marcia da parte dell'Intermec e adesso è Cordenons che è avanti di 17 dopo essere stata sotto di 12. Esce Damjanovic, entra il numero 14 Corazza, in attacco Cervignano. Mainardi scarica
per Aloisio che sbaglia l'arresto del tiro dall'angolo. Marella, pallone arriva a Pezzutti che sbaglia il tiro da 3, ma il rimbalzo offensivo è ancora per Corazza, molto più lesta l'Intermec ad arrivare sui palloni vaganti. Palleggio, arresto, tiro sbagliato da parte di De Santi, prova a suonare la carica Mainardi, Just scarica nell'angolo, allora che arriva Aloisio sul post basso. Aloisio si gira sul perno dalle tracche, subisce il fallo di Cantoni, quarto fallo di squadra, e quindi esaurito il bonus da parte dell'Intermec. Intanto esce Pezzutti in campo. Simone Pivetta. Entra il capo Pivetta, mentre stavo osservando che c'è un qui pro quo tra gli arbitri e le ufficiali di campo. Vai tu a capire cosa sia successo. Coach Beretta si è alzato dalla panchina scuotendo la testa. Da qui faccio fatica a capire quale sia il problema. Se capisco bene, un'incompressione nell'identificazione di uno dei giocatori sul parquet. C'è un piccolo problema sulla segnazione dei falli. Eh sì. Quindi? Il numero 7 Riccardo Tossut ha un fallo personale. Allora avevo visto bene io prima, il fallo non era di Tossut e quindi Coldenossi ha esaurito il bonus. Adesso prova a proprio Tossut che si è visto riabbonare il fallo precedente e festeggia con la tripla del meno 14, 45-31 punteggio. Ultimi 2 minuti del primo quarto. Pivetta si iscrive anche lui al club dei cecchini dai 6,75. Mainardi deve andare 1 contro 1 perché non ha linea di passaggio, ne trova una con Aloisio che è indeciso sul da farsi. Alla fine il pallone arriva in qualche modo a Piani che sbaglia un tiro in vero fuori dagli schemi e quindi piuttosto forzato. De Santi invece forza il tiro ma lui lo segna e allora torna a più 17 Cordenons sul 48-31. Tossut vuole rispondere ma la sua tripla si stampa sul primo ferro. A rimbalzo offensivo di Just col semigancetto da centro area, rende più indolore la pillola che sta ingurgitando Cervignano sul meno 18, 51-33. 48 secondi, 6 decimi al termine del secondo periodo. Nel Cordenons esce Marella. Alex Ciamai. Nel frattempo con De Santi in lunetta è entrato anche Ciamai. De Santi
sbaglia il secondo personale a sua disposizione. Mainardi. Sotto fa tutto bene tranne il tiro. Alla fine era riuscito a liberarsi dai difensori e anche ad evitare il blitz difensivo dal lato debole. Pivetta gioca in continuità con le Nons, mancano 18 secondi all'intervallo. Camai, anzi Cantoni cerca spazio dal post basso, commette invece l'infrazione di passi. E dunque 15 secondi 6 decimi per l'ultimo attacco della ABC Credit Friuli Cervignano. Mainardi riesce a forzare una situazione per cui viene stoppato da Cantoni. Alla fine non viene accolta dal leader del basket la preghiera di Corazza. Secondo quarto va in archivio sul punteggio di Golden Horse 52, Cervignano 33. Ora linea alla regia a BHTV, ci risentiamo per l'inizio del terzo periodo. Utili nelle cose più piccole, più semplici, più delicate. Utili per le piccole e grandi realtà imprenditoriali. Utili ogni giorno per mandare avanti il lavoro di milioni di italiani. Utili per sviluppare nuovi progetti di successo. Utili per dare consulenza strategica alle imprese, per crescere, per diventare internazionali. Utili perché siamo preparati, aggiornati, assicurati. Siamo 120.000 professionisti, non soltanto consulenti fiscali, ma commercialisti. Siamo utili ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni, alla comunità. Siamo 120.000 volte utili, anche quando non ve ne accorgete. Per questo siamo utili al Paese. I commercialisti, orgogliosi di esserlo. She took her best shot. She gambled everything. And when the rain dropped, I treaded carefully. And from the west side, I see magnetically. We were a weapon without a caring. We never forever, ever. You're out of my life for a good night. I've never felt so much better. I've never felt so much better. Per essere protagonista, BHTV Canale 113. Per la tua pubblicità chiamaci al 393 90 40 618. Email commerciale@comitel.eu. BHTV Canale 113. La spia più grande del mondo Guardate il ragazzo, sogni d'oro. lavorerà sotto copertura. Ehi Lance, guardami! Vedo le mie chiappe e la tua faccia allo stesso tempo. Questo è favoloso! Quest'anno Lì fuori c'è un criminale e adesso devo fermarlo mentre sono un piccione. È tempo di dormire, sogni d'oro. Ho perso le mie mani. Spie sotto copertura, da Natale al cinema. Quando restate? I bambini restano 3 giorni. Perché tu dove vai? Stefano Corsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, nel nuovo film di Ferzan Ozpetek. La Dea Fortuna,
dal 19 dicembre al cinema. Le ultime ore di una storia d'amore, scritto dall'enigmatico Henry Pick. Un vero trionfo letterario. È sicura che sia stato suo marito a scrivere il romanzo? Si sta prendendo gioco di lui! Perché questa messa in scena? Ho bisogno di lei per risolvere l'indagine. Sarà un po' il mio dottor Watson. E perché è lei Sherlock Holmes? Perché è la mia indagine. Non so chi sia stato a scriverlo, ma io lo troverò. Il mistero a Henry Pick, dal 19 dicembre al cinema. Al semaforo sul parabrezza c'è una mano nera con la pezza e ritrovo quel tuo sguardo malandrino che mi dici: dai 2 euro papanino. Immigrato, quanti spiccioli t'avrò già dato. Ancora. Immigrato. Tolo Tolo, dal 1 gennaio al cinema. Benvenuti a Jumanji! Stavolta non tutti voi uscirete dal gioco vivi. È finita. Non ce la faremo! Ce la faremo! No, non ce la faremo! Avevo pensato di fabbricarmi con le mie mani un burattino di legno. Pinocchio! Tu chi sei? Nasce una piantina stracolma di zecchini. Ti sta succedendo al naso? Pinocchio. Voglio diventare un bambino come tutti gli altri. Pinocchio, dal 19 dicembre al cinema. A dicembre. L'attesa è finita. Noi possiamo stare qui. Fa lo stesso con noi. Star Wars, l'ascesa di Skywalker, dal 18 dicembre al cinema. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Nel film, una canzone inedita di George Michael. Andiamo. Last Christmas. Sto lavorando a un romanzo. È la storia della mia vita e di quella delle mie sorelle. La protagonista deve essere sposata entro la fine. Dai, Joe! Voglio farmi la mia strada nel mondo. Nessuno fa strada nel mondo da solo. Ma tu non sei sposata, zia March. Ma che c'entra? Io sono ricca. Ti ho amata da che ti ho conosciuta. Sarebbe un disastro se ci sposassimo. Non sarebbe un disastro. Sono così stanca di sentir dire che l'amore è l'unica cosa per cui è fatta una donna. Sono così stanca di questo. Se è roseo il futuro per Universal, lo è anche per noi spettatori. Il primo appuntamento al cinema è con il natalizio Last Christmas. Non hai mai detto nessuno che qualcosa di te fa pensare a un serial killer? No, non più di una volta almeno. La commedia è ambientata a Londra, dove a festeggiare il Natale ci sono Emilia Clarke ed Henry Golding. Non vorreste diventare animali se sapeste che a curarvi c'è Robert Downey Jr.? È normale avere paura. Il più eccentrico veterinario dell'epoca vittoriana riceve suo appuntamento nel film Dolittle. Dopo il successo di Trolls, poteva forse mancare un sequel alle avventure di Poppy e Branch? Le nostre creature preferite ritornano ad aprile in Trolls 2.
ripresa del terzo quarto di gioco di questa prima semifinale Coppa Regione 2019-2020 C Silver tra Cordenons e Cervignano. Vi ricordo a seguire alle ore 21 la sfida. Sta per cominciare anche il secondo tempo della sfida, la prima semifinale della Coppa Regione FVG, la FIP, Basket Friuli Venezia Giulia, comitato retto dal presidente l'avvocato Giovanni Adami. In campo l'Intermec Cordenons in maglia bianca e la Credi Friuli ABC Cervignano in maglia blu. Cordenons sta vincendo 52-33 in una situazione diametralmente opposta rispetto a quanto è successo in campionato sabato scorso, gara in campionato vinta dalla Cervignano. Questa sera Cordenons particolarmente arrabbiata per quel precedente, sta provando a stritolare Cervignano che dopo un ottimo avvio si è un po' incartata. Cordenons in attacco con Damjanovic, il blocco di Fabro, altro ripost di Simone Fabro che se la deve giocare con Meroi. Il fade away di Fabro è sbagliato, a rimbalzo il fallo commesso da Pezzuti. No, non c'è il fallo, sì, c'è solo una rimessa in zona verso la zona d'attacco per i padroni, per coloro che sono definiti ospiti questa sera, perché Cordenons è definita squadra padrona di casa. Altro fallo commesso da Damjanovic. 2 tiri liberi per Cestaro. Segna entrambi i personaggi a sua disposizione Cestaro. 52-35 il punteggio, più 17 per chi attacca Cordenons nella metà campo offensiva con Damjanovic, palleggio, destro e tiro spaziandosi rispetto al difensore, sbagliato, rimbalzone per Meroi che carbura la transizione offensiva cervignanese. Arriva rimorchio anche Tossut che prova a iniziare il terzo quarto esattamente nello stesso modo in cui aveva iniziato il primo quarto, voglio dire segnando canestri anche dalla lunga distanza. Qui il possesso è ancora per Cordenons che è comunque risalita, Cervignano è comunque risalita a meno 14 sul 52-38 dopo il 3 punti di Tossut. 11 secondi per terminare l'azione. Zaloba dietro il blocco di Oye, sbaglia la tripla. Cestaro attacca il canestro, Virata, apposo al tavellone, fatto molto bene da parte di Cestaro. E dopo l'ennesimo canestro subito che riporta Cervignano a meno 12 sul 52-40, chiama time out coach Andrea Beretta. Cervignano 40.
Dopo il time out, Cordenons torna verso la zona d'attacco con 12 punti di vantaggio, 52-40 nei confronti della ABC Credit Cervignano. Fabro, post basso, buon difesa di Cervignano. Tossut recupera e poi vola in contropiede a realizzare il -10. Terzo quarto con inerzia tutta per parte cervignanese. Cordenons ha smesso di giocare, o meglio non è rientrata con la testa giusta, forse pensando che il largo vantaggio accumulato poco prima dell'intervallo fosse sufficiente a garantire un secondo tempo più semplice al team di Beretta, che adesso si sta agitando in panchina. Manda in campo il numero 14 Corazza, ed è rientrato anche Cantoni. C'è stato di Just, gira bene la palla Cervignano, subisce il fallo Mainardi, fallo di Pezzuti. Just butta via la palla a Jacopo e poi costringe a fallo antisportivo Tossut. Brutto errore di Just. Due tiri liberi per Damjanovic, palla a disposizione per l'extra possesso all'Inter Michael Denons. Damjanovic contro Cestaro, 3 falli. Damjanovic chiama in causa Oye. Corazza allo scadere dei 24 secondi, tiro fuori misura. Altro break per Cervignano. Cestaro vuole l'1 contro 1 con Damjanovic, ma invece preferisce affidarsi a Tossut. Tossut vede il mismatch con Cantoni, step back e tiro da 3 punti di Tossut. Canestro di talento puro da parte di Tossut, forzatissimo il tiro, avesse sbagliato Miani lo rincorreva con la mazzuola in giro per il parquet, ma dal momento che ha realizzato il canestro dai 6,75 solo applausi per Tossut. Cantoni, difficoltà, altra palla persa per Cordenons, irriconoscibile. Non che dall'altra parte Cervignano in questa circostanza faccia meglio. Corazza vola in contropiede e va a realizzare il canestro del nuovo +11, 56-45. Quella di Just con il possibile pick and pop, poi sulla vilata subisce un dubbio fallo di Damjanovic. Io avrei lasciato correre. Damjanovic, terzo fallo. Terzo fallo di Damjanovic. C'è stato spaziature non eccezionali. C'è stato, vede nell'angolo Tossut, alto tiro da 3, alto canestro del numero 7 cervignanese, -8 per Cervignano, -8, 5, 6, 4, 8, 6,25 al termine del terzo quarto. Damjanovic, Pezzuti è silente da parecchio tempo, prova a rimettersi dentro il match con questo step back. Ultimo a toccare la palla prima che esca dal campo è Oye. Si lamenta il giovane lungo di Beretta. C'è stato
attacca il canestro con uno Eurostep, palla in qualche modo arriva di Just, si riprova ancora Cervignano, ma Pezzuti è sulla linea di passaggio e a metà campo commette fallo Corazza. Questo perplesso, entra in campo Pivetta al posto di Pezzuti. Entra in campo con il numero 18 Simone Pivetta. Mainardi attacca canestro, viene stoppato da Cantoni. Pivetta contro Tossut che contiene il tentativo di entrata dell'avversario, poi ancora Tossut aggressivo sulla linea di passaggio, riesce a favorire il recupero di Meroy e adesso si gioca contro la difesa schierata. Tossut all'1 contro 1 con Oye, Tossut, paio di virate, alla fine esce da Alcatraz con la palla in mano Damjanovic, poi ribalta al lato per Pivetta, Pivetta attacca il canestro e sbaglia il terzo tempo, non c'era opposizione difensiva, il fallo è di Mainardi. 4:51 al termine del terzo quarto, 5-6 Cervignano, anzi 5-6 Coldenons, 48 Cervignano. Tornano in campo Musig e Piani nelle fila della ABC Cervignano. Nel campo numero 13 Matteo De Santi. Cantoni sbaglia il piazzato, ma è bravo a seguire sul suo tiro e a garantire un extra possesso ai cordenonesi. De Santi spinge via il difensore e poi piazza una tripla in faccia a Meroy e De Santi molto bene stasera, d'altra parte di Just, deraglia addosso ai difensori e poi a metà campo c'è il fallo di Meroy. Secondo fallo, rimessa Cordenons. Cantoni, ottimo raddoppio difensivo di Meroy e di Just e poi in uscita della transizione c'è il fallo di Oye. Fallo per numero 19 Edouard Oye. Terzo fallo, cambio Cordenons, esce con il numero 6 Giancarlo Cantoni, entra in campo con il numero 12 Simone Fabro. Nel momento che il fallo è stato commesso in fase già di possesso per Coldenons e che nel momento che Coldenons ha esaurito il bonus ci sono 2 tiri liberi per Di Just. 5-9 Coldenons, 5-0 Cervignano, 4:17 al termine del terzo quarto. Ha esaurito il bonus Coldenons, ha ancora un fallo da spendere la formazione di coach Miani. Fabro contro Meroy, si gira Fabro, buon doppio difensivo anche di Just, ma poi Tossut si palleggia sul ginocchio regalando il possesso all'avversaria. 4 minuti esatti al termine del terzo quarto, 5-9, 5-0, più 9 per chi attacca. Step back di De Santi, scheggia malapena al ferro Oye e Pivetta
si disturbano. Coach Beretta impazzisce in panchina, urlandone di ogni ai suoi giocatori. Music, il blocco di Just, poi si spazia Music, c'è il cambio difensivo accettato da Umek. Music sbaglia il jump dai 6,75. Pivetta. Non bene Fabro di Just, prova a partire in contropiede ma regala il possesso a Corazza. Pivetta, va via Music che cala la mannaia, commette fallo, ci saranno 2 tiri liberi per Pivetta. Primo fallo in lunetta per 2 tiri liberi, Simone Pivetta. La Vice Cervignano ha esaurito il regime di bonus. Con le Nons, 5-0 Cervignano. Prova ad accelerare i ritmi la squadra in maglia blu. Music, Tosut, Just voleva il passaggio schiacciato verso Meroe. Bravo Corazza ad aiutare anche l'arbitro ammettendo di averla toccata per ultimo prima che la palla uscisse dal campo. Complicato passaggio est-ovest scelto da Piani verso Music, quasi intercettato dalla difesa coldenonese, però è stato riciclato a 24 il cronometro. Perché? Errore al tavolo, perché è stato resettato il cronometro dei 24. Poco più di un catch and shoot infatti a disposizione. Erano 2,4 secondi. No, da qui non riuscivo a vedere il puntino in mezzo. In ogni caso Cervignano, per non sapere leggere e scrivere, realizza come eroe il canestro del 6-1-5-2. 2 minuti 18 secondi al termine del terzo quarto. Fabro rincula verso il canestro, serve Corazza che arriva, carica la Berta, sbaglia il tiro dai 6,75. Altro rimbalzo offensivo per Collenons con la Corazza, sfidato da Music. Corazza decide di andare dritto per dritto a realizzare. Dall'altra parte Tosut in campo aperto dimostra di sapere bene come gestire il possesso. 6-3-5-4, sempre più 9 per chi attacca. Pivetta vuole il post up con Piani, arma la mano di Corazza a centro area, sbaglia, rimbalzo è sempre per Corazza. Pivetta attacca Meroe e poi alla fine arriva De Santi al tiro da 3 punti. Sbagliato, Tosut però commette una fesseria per la quale si piglia la ramanzina di coach Miani. Palla persa e fallo commesso, tiro di 2 tiri liberi regalati a Corazza. Edoardo Rigoli, cambio con le Nons, esce il numero 13 Matteo De Santi, prendiamo con il numero 7 Petra Damianovic. Dato Beretta, rimandato in campo anche Damianovic al posto di De Santi. 2 tiri liberi per Corazza.
Nella lente cambio con Denos, esce con il numero 14, Davide Corazza. Entra in campo col numero 8, Filippo Pezzutti. È rientrato che Pezzutti nelle fila dell'Intermec, 6-5-5-4 più 11 per chi difende. Music non si intende con Rivoli che stava andando su una traccia sbagliata. Intanto rientra Aloisio al posto di Dius. Numero 17 Lorenzo Aloisio, cambio con Denos, esce con il numero 19 Edward Oye. Rientra in campo con il numero 15 Luca Marella. Damjanovic, lui che imposta l'azione. Pezzutti al quarto di campo libero per giocare 1 contro 1 con Aloisio. Pallone è per Cervignano. Music alza la parabola, rimbalzo offensivo di Aloisio che contende la boccia a Damjanovic. La legge del possesso alternato favorisce Cervignano. Allora, era da qualche anno che non vedevo l'inflazione di passi sulla rimessa. È riuscito a perpetrarla Music. 6-5 chi attacca, 5-4 chi difende, con le Nons avanti di 11 con 33 secondi da giocare nel terzo periodo. Pivetta. Pezzutti, quarto di campo libero contro Drossut. Pezzutti lo brucia sul primo passo, particolarmente inerte Drossut in fase difensiva. Due facili per Pezzutti. Rivoli, Aloisio, in qualche modo segna Aloisio, no, infrazione di passi anche per lui, quindi altra palla persa dai giocatori di Thomas Milani. Invece il numero 15 Luca Marella, campo con il numero 15. Campo Mezzaroba e Corazza per gestire l'ultimo possesso. 7 secondi 9 decimi a disposizione dell'Intermec per provare a combinare qualcosa di produttivo in questo finale di terzo quarto. Mezzaroba stoppato da Aloisio e alla fine il terzo quarto va in archivio con Cordenons avanti 6-7-5-4 su Cervignano. Cordenons 67 a BC Cervignano 54. Vi ricordo a seguire la seconda semifinale tra Lanciavita Lattisana e il Michelaccio San Daniele.
Quarto periodo al Palasport di Via Bottari alla Tisana, prima semifinale della Coppa FVG, Federbasket Friuli Venezia Giulia. In campo Collenossi maglia bianca, Cervignano maglia blu, 6-7-5-4 più 13 per Collenos dopo i primi 3 periodi. Quarto che si apre con i tiri liberi conquistati da Simone Fabbro, attivo al rimbalzo offensivo. Poi il numero 17, Lorenzo Aloisio. Aloisio è il terzo fallo, time out chiesto dalla panchina di Cervignano. Sul punteggio di Collenos. Time out chiesto da Miani, sempre 6-7-5-4 il punteggio. Dopo il time out Fabio ha realizzato i 2 tiri liberi che hanno portato il punteggio sul 6-9-5-4. C'è stato Mainardi, Rivoli, Mainardi contro Marella che accetta il cambio difensivo. Occhio al mismatch. Mainardi tenta di attaccarlo dal palleggio, alla fine la palla arriva a Tossut che forza un tiro da 3 punti. Vola Pezzuti a rimbalzo difensivo. Pivetta attende il movimento, il taglio sul lato lungo linea di fondo di Pezzuti, poi Pivetta decide di andare da solo ma viene respinto dalla difesa. Alla fine si inventa un semigancio che se lo riprova altre volte dubito che riesca a trovare la traiettoria giusta, quindi è andata bene. Classico tiro della domenica di Pivetta. D'altra parte l'infrazione di passi di Pivetta, di Cestaro. Messa Collenos. Otto e 45 al termine. Fabro perde la maniglia, riparte Cestaro in contropiede, Eurostep e tiro sbagliato dal numero 20. Bene Pivetta in difesa in questa circostanza, è riuscito a mettersi a tagliare davanti all'attaccante costringendo l'errore. Damjanovic invece realizza il terzo tempo. Aloisio da 3 punti, tiro corto, rimbalzo ancora per Pezzuti, poi attacca il canestro, resiste a contatto, sbaglia l'appoggio. Tossut ricarbura la transizione offensiva cervignanese, subisce il fallo di Fabro. Rimessa in zona d'attacco per la squadra di Thomas Miani. 12 Simone Fabbro. Primo fallo, cambio, Cervignano esce per il numero 15 Gabriele Mainardi. Ed esce il numero 20 Andrea Cestaro, il capo numero di Giusti, il numero 16 Federico Meloni. Meloi appena entrato. Tossut gioca a 2 con Aloisio, si gira, si volta nel cuore dell'area ma sbaglia il jump. Alto rimbalzo di Pezzuti. Pivetta senza pensarci troppo sbaglia, vola oltre il livello del ferro
Rivoli, ma la palla è sempre per Golden Horse, problemino fisico per Pezzuti. Che per fortuna si rialza, un po' intontito, confuso, ma penso in grado di proseguire, meglio così. C'è stato un cambio per Cervignano, uscito numero 17 Lorenzo Aloisio, per il campo numero 5 Piani, cambia con le nostre, esce Pezzuti, entra in campo con il numero 13 Matteo Tessanti. Appena entrato De Santi, attacca canestro con decisione, esce Cervignano con un'apertura di contropiede pericolosa da parte di Just. Per fortuna di Miani il possesso è ancora a disposizione della squadra in maglia blu. Tutto nelle fila dell'Inter, che è rientrato anche Oye al posto di Marella. Roy si butta dentro, subisce il fallo di De Santi. Ci saranno 2 tiri liberi, non era considerato in fase di tiro. Io avrei dato 2 tiri liberi. Primo fallo per De Santi, rimessa in zona d'attacco per Cervignano. 7 minuti al termine, di nuovo più 19 per Golden Horse. Prova a metterci una pezza di Just, ma il possesso è per Golden Horse dopo l'errore dai 6,75 dell'ala di Terzo d'Aquileia. Rimessa di Cervignano, 6 minuti e 39 al termine. Tossut mette il ritmo di Just, sbaglia il tiro da 3 punti, altro bel rimbalzo dinamico di Fabro che poi lancia in transizione offensiva l'Intermec. Oye vuole l'1 contro 1 con Di Just, mancano 5 secondi allo scadere dei 24, deve accelerare le operazioni del Santi, sbaglia. E il rimbalzo è per Cervignano, ultima opportunità per i cervignanesi di tornare in partita. Tossut, questa la sfrutta nel migliore dei modi, tripla in transizione e meno 16, 7-3-5-7. Poi Fabro va a battere mezza difesa, gli viene fischiata l'infrazione di passi. C'era anche, no, non c'era sfondamento perché entrambi i difensori erano dentro lo smile. Comunque infrazione di passi per Fabro. Esce proprio, no, esce proprio Simone Farro. Fabro al posto del quadro rientra Damjanovic. Numero 18 Edoardo Rivoli, per il numero 10 Giovanni Kosvic, Cervignano. Piani, Tossut fa saltare Pivetta, poi sbaglia il tiro da 3. Entriamo negli ultimi 5 minuti del match con Golden Horse avanti di 16, 7-3-5-7.
Adesso viene fischiato il fallo a Piani. E c'è un time out chiesto da Thomas Miani. Piani, secondo fallo time out richiesto da panchina ABC Cervignano sul punteggio di Cordenons 73, ABC Cervignano 57. Quattro minuti e 53 secondi al termine del match. 7-3 Cordenons in attacco, maglia bianca, 5-7 Cervignano e maglia blu in difesa. Damjanovic 1 contro 1 con Music, sbaglia il jump. Rivoli, anzi Meroi, subisce il fallo di Corazza. Secondo fallo. C'è l'infrazione di passi a Di Just, però lì secondo me aveva il passo zero regolare. L'arbitro però è molto più vicino rispetto a me, quindi ha valutato infrazione per Jacopo Sael Di Just. De Santi, Damjanovic vuole il post up di Oye, arriva il blitz difensivo di Meroi che costringe Oye a buttarla fuori. Damjanovic allo scadere 24 secondi, Damjanovic sbaglia, rimbalzo difensivo, anzi offensivo, anzi difensivo, anzi possesso per Cervignano. Tossut accelera, Eurostep e tiro and drop sbagliato da Tossut, che comincia ad essere anche stanco, ha giocato quasi tutto il match. E qui c'è un fallo alla difesa con la personale per Meroi, terzo fallo per lui. Ancora un fallo da spendere prima di esordire il bonus Cordenons, idem dicasi per Cervignano. Mancano 3 minuti e 37 secondi al termine. Dietro c'è Staro. Ed esce anche il numero 5 Alberto Piani, in campo numero 15 Gabriele Mainardi. Entra anche Mainardi al posto di Piani, spedito in campo da coach Thomas Miani. Damjanovic cerca di mangiare quanti più secondi siano possibile sul cronometro, poi si butta dentro, lo ottiene in qualche modo Di Just. C'è Staro, Cervignano deve accelerare il ritmo. Meroi subisce il fallo di Corazza. Bonus esaurito per Cordenons. 3 minuti e 17 al termine della gara. Allora, numero 14 Davide Corazza, terzo fallo. Music, Mainardi, ci sarebbe Di Just per un blocco. Mainardi decide di andare a canestro e qui commette fallo in attacco
con il braccio esterno. Per Mainardi è quarto fallo. Cambio con il nostro numero 18. Rientra anche Pezzuti Entra in campo al posto di Pivetta. numero 8, Filippo Pizzutti. Damjanovic, in post basso, il solito raddoppio difensivo, blitz che arriva dall'alto debole, che però libera oltre l'arco delle 6,75 lo spazio per permettere a Pezzuti di caricare la Berta e infilare il 3 punti del nuovo più 19, 7-6-5-7. Ricaccia indietro l'avversaria l'Intermec, c'è stato di Just stoppato da Oye, che poi riesce a deviare il pallone in mano a De Santi. Damjanovic va via a Music, subisce il fallo del numero 10 cervignanese. 2 tiri liberi per Petar Damjanovic. Alto time out. Il secondo fallo, time out richiesto dalla panchina di Cervignano. È stato un doppio cambio per Cervignano, dentro il campo numero 17 Lorenzo Alisio, dentro il campo numero 5 Alberto Piani. Per Cervignano nel finale di gara in campo Aloisio e Piani, dato Damjanovic segna il primo personale a sua disposizione, più 20 per l'Intermec Golden Horse, 7-7-5-7, tassametro ancora in funzione. Più 21, 7-8-5-7, 2 minuti 22 secondi al termine. Pare averla data su la Credi Friuli. Infatti è uscito anche Tossut. Sbaglia Cestaro. Thomas Miani pare aver riconosciuto la supremazia coldenonese. Quindi adesso si va di conserva fino alla sirena finale, frazione di passi chiamata a Corazza, e Beretta manda in campo anche Brunetta con il numero 4 al posto di Damjanovic. Ultimi 2 minuti. L'unica curiosità a questo punto è capire con quale punteggio terminare il match. Pezzuti riesce a stoppare l'avversario con un ottimo lavoro difensivo. Poi dall'altra parte De Santi perfeziona lo sforzo di Pezzuti andando a realizzare il canestro del più 23, 8-0-5-7. Mainardi, Cestaro, Pezzuti bene anche in difesa su Cestaro. Pezzuti costringe l'avversario a un altro errore, forse non una partita di quelle solite a livello realizzativo per Pezzuti, che però ha compensato soprattutto questo secondo tempo. Gli ho visto fare cose egregie a rimbalzo e in difesa. Bravo Pezzuti. Brunetta,
Desanti, adesso si gioca in continuità, siamo nell'ultimo minuto di questa sfida. Pezzuti, palleggio, resto, tiro dopo l'end-off, errore del bomber cordenonese. Piani, Mainardi, arriva Meroe per il blocco, poi rolla verso il canestro, passaggio completamente centrato, altro contropiede cordenonese sbagliato da Brunetta, arrivato in bello stile ma poi ha sbagliato l'appoggio. 25 secondi alla fine, Cestaro difende bene Brunetta che si oppone con il colpo all'iniziativa del numero 20 cervignanese. E adesso finalmente arriviamo al possesso conclusivo di questa sfida che Corazza gestisce, segnando e subendo anche il fallo. Vale il canestro di Corazza, il fallo del Cestaro. Mancano 6 secondi e 3 decimi al termine dopo il tiro libero aggiuntivo di Corazza che fissa il punteggio, e questo vale il canestro di Corazza. Era tiro libero aggiuntivo, anche gli arbitri si sono deconcentrati, la palla era buona o no? Per l'errore dell'arbitro si ripete tiro libero, ok, ha messo sì l'errore del fischietto che ci può stare ormai sul meno 25 per Cervignano. Corazza, per non fare differenze, sbaglia anche in questa circostanza e poi va a stoppare il tiro da 3 punti di Piani. E dunque l'Inter Cordenonse è la prima semifinalista della Coppa Regione del Federbasket del Friuli Venezia Giulia. 8-2-5-7 il finale in favore della squadra di Beretta, che dunque si prende anche la rivincita sulla sconfitta incassata in campionato sabato scorso. Tra una ventina di minuti circa, forse qualcosa di più, la seconda semifinale in campo San Daniele e i padroni di casa di Latisana. A più tardi.